Sfida al Conte bis. Matteo Salvini chiama a raccolta i suoi fedelissimi, annuncia un autunno caldo per la politica italiana e fissa la prima data. Il 14 settembre ci sarà una riunione di tutti gli amministratori locali della Lega, consiglieri comunali, assessori comunali, consiglieri regionali, governatori, sindaci. Saremo dappertutto, nel senso che saremo presenti a Pontida il 15 per la manifestazione, ci sarà il 14 un'assemblea degli amministratori della Lega e poi il 19 ottobre a Roma, in piazza Roma, per una grande manifestazione. Credo che sia importante far capire che c'è stata la formazione di un governo che non è voluto dal popolo, ancora una volta non si è tornati alle urne, non capisco questo timore nei confronti delle urne, del voto popolare, ci si confronta e la popolazione decide chi deve governare. Detto questo, comunque, naturalmente, come amministrazione, come sindaco, sono anche disponibile a partecipare a una manifestazione di area del centrodestra per far valere le nostre ragioni, che sono quelle del territorio, che sono quelle delle risposte alle richieste dei cittadini, non c'è altro. Una grande manifestazione già fissata da Matteo Salvini per il 19 ottobre a Roma e a cui parteciperà anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Cercheremo di esserci sperando che possa servire a dimostrare che comunque c'è chi vuole le elezioni, chi vuole un governo eletto e chi vuole un governo appunto di origine popolare. Prima della manifestazione di Roma però Salvini ha annunciato il weekend dei gazebo. Il weekend del 21 e 22 settembre, sabato 21 e domenica 22 settembre, gazebo in tutta Italia, in migliaia di comuni italiani, per chiedere democrazia, rispetto, onore. Sì, un autunno caldo, mentre a Roma il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle scelgono le poltrone, noi scegliamo le piazze, scegliamo il popolo, quindi gli appuntamenti sono tanti, si parte da Pontida il 15 di settembre, invitiamo tutte le persone ad iscriversi, i pullman sono gratuiti, 21 e 22 settembre invece andremo proprio nelle piazze a fare una raccolta firme anche a Vicenza città e poi ci si vede tutti di nuovo in ottobre, il 19 ottobre, per una grande manifestazione a Roma.